Gli investimenti esteri come leve per lo sviluppo regionale. Se ne è parlato a Belluno presso la Camera di Commercio in un interessante convegno che ha visto susseguirsi autorevoli docenti universitari e i principali attori dell'economia territoriale riflettere sulla capacità di un territorio di attrarre e trattenere investimenti di qualità, punto di partenza per lo sviluppo dei territori. Uno sviluppo importante perché innanzitutto abbiamo eccellenze di imprese e di conseguenza sono appetibili dal punto di vista degli investimenti che possono arrivare dall'estero. Il nostro compito come Camera di Commercio è promuovere queste nostre eccellenze con dei convegni, ma non solo con dei convegni, ma anche con il sistema camerale. E quindi sono opportunità di crescita, di sviluppo per le imprese che sono legate al territorio e opportunità anche di relazione e di ampliare i mercati. E quindi la Camera di Commercio locale, nel caso di Treviso e Belluno, il sistema delle Venice Promex, l'Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle Camere di Commercio e Asso Camere Estere, di cui io sono presidente, quindi la rete delle Camere di Commercio italiane nel mondo, sono veramente uno strumento importante che gli imprenditori devono innanzitutto conoscere e noi come sistema far conoscere fuori all'estero. Fare sistema per essere attrattivi, puntando non solo sulle storiche abilità manifatturiere del territorio, ma investendo sulla conoscenza e la formazione, promuovendo l'innovazione tecnologica e manageriale del tessuto produttivo. Io vengo da una missione adesso in America Latina, l'anno prossimo ci sarà tra Treviso e Belluno il foro PIMES, un foro che è promosso dall'ILA, dall'Istituto Italiano e Latinoamericano, dal Ministero degli Affari Esteri per la promozione delle piccole e medie imprese. Quindi opportunità di internazionalizzare ancora di più le nostre imprese, di esportare e di conoscere nuovi mercati. Questo foro interessa 21 stati dell'America Latina, dove tra l'altro lì cosa abbiamo noi? Abbiamo un forte richiamo all'Italia, perché sono paesi dove ci sono tanti italiani e oriundi italiani, Brasile, Argentina, e qui potremo continuare. E poi soprattutto magari parlando di Belluno e di Treviso, con i bellunesi del mondo e i trevigiani del mondo, questa rete è ancora più forte per promuovere il Made in Italy. Le opportunità da cogliere sono molte. Il sistema camerale ha il ruolo fondamentale di tessitore per la crescita delle comunità locali.